Buongiorno a tutti cari amici, andiamo a vedere 3 temi tattici che ogni scacchista dovrebbe conoscere. Questi temi sono la deviazione, l'interferenza e il pezzo sovraccarico. Iniziamo con la deviazione, in questo caso la deviazione del difensore. Allora, questa posizione, normalmente i diagrammi si guardano con il bianco, ma qua siamo in nero, quindi non ci facciamo problemi nel girare la scacchiera. Ecco, qui in questa posizione abbiamo il nero e abbiamo del materiale in meno. Abbiamo la qualità in meno, la qualità vale 2 pedoni, e oltre alla qualità abbiamo un pedone in meno, quindi abbiamo 3 punti di materiale di svantaggio, quindi una partita totalmente persa se si tira per le lunghe. Eppure in questo caso il nero vince. Come? Guardiamo possibili minacce del nero. Allora, i pezzi pesanti del nero sono incolonnati lungo la colonna B. C'è pressione sul pedone in B2. Ma si potrà davvero catturare il pedone in B2 o no? Andiamo a vedere. Allora, se si cattura in B2, allora innanzitutto ci sono 2 attaccanti, donna e torre, e 2 difensori, re bianco e donna bianca. Se si cattura B2 si perde perché di solito bisogna avere un numero superiore di attaccanti per poter sconfiggere appunto dei difensori in una casella. Almeno 3 attaccanti contro 2 difensori. Qua 2 difensori vincono contro 2 attaccanti. Il bianco ha ottenuto un'altra torre di vantaggio e il nero verrà soverchiato. Ha solo 2 alfieri e verrà spazzato via nel finale. Quindi in questa posizione donna per B2 non si può fare, ma se la donna bianca non fosse in D2 il nero vincerebbe. Quindi cosa potrebbe fare il nero? Il nero potrebbe provare a forzare la donna bianca a muoversi. Come? Con una deviazione giocando alfiere G5, 2 punti esclamativi. Alfiere G5 è una mossa geniale. La donna bianca viene attaccata e oltretutto la donna è inchiodata, c'è un'inchiodatura assoluta. Quindi la donna non può muoversi né a C2 né a E2 perché dietro ci sta il suo re. Quindi se il nero guadagna la donna avrà un vantaggio di materiale decisivo. Però anche se il bianco giocasse donna per G5, il bianco perde. Perché? Perché il bianco smette di difendere B2 e il nero vince da scacco matto. La donna è difesa dalla torre, c'è solo un difensore, il re, che viene catturato, scacco matto, e il nero vince immediatamente la partita. Il bianco potrebbe dire, ok, va bene, allora contro alfiere G5 gioco F4. Così, giocando F4, blocco l'alfiere e il pedone è difeso dalla donna. Ma nulla cambia. Il nero gioca alfiere per F4 ed è la stessa situazione. Alla prossima mossa il nero vuole catturare la donna e se il bianco cattura in F4 ci sarà ancora scacco matto. Quindi, ok, abbiamo visto un esempio di deviazione del difensore, in questo caso la donna bianca. Vedremo allora adesso un esempio di interferenza. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. In questa posizione studieremo il tema tattico dell'interferenza. Questa è una posizione con materiale pari con alfieri di colore contrario. Allora, mentre in un finale gli alfieri di colore contrario facilitano la patta, nel medio gioco incrementano le possibilità di attacco di entrambi i colori. In questo caso addirittura il bianco ha giocato G3, quindi le case bianche come G2 sono deboli. C'è un attacco potente contro G2 contro la donna bianca. Se la donna bianca si spostasse, seguirebbe donna G2 scacco matto. Se il bianco catturasse l'alfiere, il nero ricatturerebbe con la torre vincendo. Quindi, essendoci la minaccia contro la donna bianca e contro la casella in G2, sembra che la posizione bianca sia senza speranza e che quindi il bianco sia destinato a perdere questa partita, ma non è così. Il bianco può cercare controgioco. Come potrebbe giocare il bianco? Allora, il bianco potrebbe provare a giocare torre C8, ma in caso di torre C8 seguirebbe donna per C8, catturando la torre e vincendo la partita. In questo caso il nero vincerebbe. Ecco che quindi nasce l'idea geniale, una mossa da 2 punti esclamativi
che vince la partita? L'interferenza. 2 punti esclamativi, G4. Una mossa geniale. Allora si chiude la diagonale C1, C8, H3 per la donna nera e si minaccia di dare il matto del corridoio. Ora, in caso di alfiere per F3, la donna smette di controllare C8, il bianco vince giocando torre C8, il nero non ha difese. Il nero può tornare indietro con la torre, interposizione, la torre viene catturata ed è scacco matto. Lo stesso accade dopo donna per F3, perché dopo donna per F3 segue di nuovo torre C8, torre 8, torre per E8 e il bianco vince la partita. Devastante, no? Quindi G4 è fortissima. E a questo punto uno può chiedersi, e se il nero si crea una finestra per il re giocando G6 o H6, ok, però non dimentichiamoci che oltre a minacciare matto, G4 ha anche aperto la terza traversi, quindi catturiamo la donna nemica e il bianco vince. Quindi bellissimo G4 che è il tema tattico dell'interferenza. Il bianco vince la partita immediatamente. Vedremo adesso il tema del pezzo sovraccarico. In questa posizione abbiamo il nero e qua notiamo che il cavallo del bianco sta difendendo una minaccia importantissima. Il cavallo del bianco difende cavallo A2 perché cavallo A2 sarebbe scacco matto, perché il re bianco sarebbe immobilizzato, ma il problema del nero appunto è che appunto il cavallo in C3 è un ottimo difensore, cavallo A2 perderebbe il cavallo. Possiamo però dire che il cavallo in C3, difendendo la casella in A2, è un pezzo sovraccarico perché non può compiere altre funzioni. Se compie altre funzioni smette di difendere la casella di matto. Ecco che quindi il nero può approfittare di questa situazione per vincere la partita. Come il nero può giocare 2 punti esclamativi donna A4. Donna A4 una mossa geniale. Si lascia il cavallo in presa e si mette anche la donna in presa del cavallo bianco. Ma cosa succede? Innanzitutto c'è una minaccia fortissima di matto, dove collabora anche l'alfiere. In caso di A per B4 il nero gioca donna C2 scacco matto. La donna è difesa dall'alfiere, una batteria mortale che chiude la partita e il bianco perde immediatamente, istantaneamente scacco matto, la partita è finita. Allora sembra che il bianco possa giocare cavallo per A4 attaccando la donna nera che è il pezzo che minaccia matto, ma dopo cavallo per A4 il cavallo che era in C3 e difendeva il matto in A2 smette di svolgere il suo compito. Il nero gioca cavallo A2 vincendo la partita. Scacco matto al re bianco. Il nero vince, il re bianco è in trappola perché non può andare da nessuna parte. Quindi abbiamo studiato alcuni temi, la deviazione, l'interferenza e il pezzo sovraccaricato. Spero che questi temi vi siano piaciuti, chissà qual è il vostro preferito. Devo dire che il concetto di deviazione e pezzo sovraccarico è un concetto abbastanza simile, si assomigliano i due concetti e spero che possiate utilizzare questi temi, questi motivi tattici per ottenere dei punti nelle vostre partite. Alla prossima!